Con l'avvicinarsi della scadenza elettorale che porterà al rinnovo del Consiglio regionale, rimangono ancora diverse le incognite nel panorama politico veneto, si tratti di composizione delle liste o di alleanze. Se altrove i cantieri rimangono aperti, in casa PD già sabato sarà una giornata chiarificatrice sul capitolo alleanze. La candidata alla presidenza della regione Alessandra Moretti ha infatti dato appuntamento nella sede elettorale di Via del Santo a Limena per presentare le prime indicazioni sulle alleanze nella corsa verso Palazzo Balbi. Per Alessandra Moretti, impegnata da tempo in un giro del Veneto che include tutti i comuni della regione, proprio per ascoltare problemi e richieste direttamente dalla voce dei cittadini, il dialogo è aperto con chiunque abbia il coraggio di cambiare. Le elezioni del 31 maggio sono viste come un'occasione per poter finalmente dare un segnale di discontinuità dopo 20 anni di ininterrotto governo Galanzaia. Al governatore uscente e al segretario federale Matteo Salvini la Moretti riserva una stoccata riferita alla felpa con la scritta Veneto, spesso indossata dagli esponenti leghisti, alla quale, dopo questi anni di governo, bisognerebbe aggiungere la parola scusa. Oltre che una battuta, un giudizio politico per una regione che, secondo la candidata del PD, ha urgente necessità di una svolta.